Ricomincia oggi il nostro viaggio alla scoperta delle meraviglie del Veneto. Seguiamo sempre le orme di Carlo Scarpa e di un altro indiscusso genio, il Canova. Oggi siamo a Possagno e benvenuti a Qual Buon Veneto! Possagno è una piccola cittadina della provincia di Treviso e vanta una storia millenaria, dai Paleoveneti, passando per la Serenissima, fino al suo apice, i Natali di Antonio Canova. Antonio Canova nacque qui a Possagno nel 1757 ed è conosciuto a livello mondiale per essere il massimo esponente del neoclassicismo in scultura. Il Museo Canoviano, che comprende la casa e la gipsoteca, incarna al meglio la vita e l'arte del Canova. Infatti, qui dentro sono custoditi gelosamente alcuni suoi capolavori senza tempo. La gipsoteca è costituita da due parti, una più moderna, chiamata Scarpiana, perché è realizzata proprio dal celebre Carlo Scarpa, che ormai abbiamo conosciuto. La seconda parte, invece chiamata ottocentesca, è stata realizzata dal fratello di Antonio Canova, Monsignor Sartori. Il Tempio Canoviano è una chiesa neoclassica. La prima pietra venne posta qui nel 1819 e venne poi completato nel 1830. La chiesa originaria del periodo del Canova aveva necessità di urgenti restauri. Così nel 1818 Canova decise a spese proprie di costruire la chiesa del paese. Nel tempio sono distinguibili tre linguaggi architettonici differenti. Canova così canta la grandezza dell'arte di tre civiltà distinte: l'arte cristiana, l'arte romana e l'arte greca. Il Canova aveva in mente un'opera colossale ed immortale e possiamo dire senz'altro che ci riuscì, anche se non riuscì a vedere il completamento della sua opera, perché morì nel 1822. La struttura venne poi comunque completata, salvo qualche modifica, in base alle sue disposizioni.
nostro viaggio a Possagno per oggi termina qui. Grazie per averci seguito. A presto!